che è Luca Marcone, presidente dell'Avis regionale del Veneto. Buongiorno e grazie per essere qui. Buongiorno, grazie a voi e saluto tutti i telespettatori che sono collegati in questa domenica che dovrebbe essere di festa, ma abbiamo visto che non tutte le notizie purtroppo sono così entusiasmanti e quindi continuiamo comunque non positive. Esatto. Continuiamo comunque con ricordare questa giornata che va a ringraziare tutti quelli che donano sangue e plasma. Perché oggi, Presidente, è la giornata mondiale dei donatori del sangue. Sì, oggi è la giornata mondiale, però usciamo dagli stereotipi e non è tutti i giorni la giornata del donatore di sangue e di plasma, vanno ringraziati tutti i giorni e quindi oggi c'è un focus particolare, ma non dimentichiamoci che sono circa 3.000 persone che ogni giorno vanno a fare questo gesto all'interno della Regione Veneto. Ecco, perché proprio oggi la giornata mondiale? Beh, il fatto che cada il 14 giugno è una scelta che è stata fatta a livello internazionale, ma diciamo che non è tanto importante vedere perché è proprio oggi, ma l'importante è che ci sia un momento per ricordare queste persone che del tutto gratuitamente fanno questo gesto che aiuta a salvare i pazienti e i malati. È un gesto gratuito, disinteressato, che ha alle spalle tutto un comportamento di praticamente persone che si tengono in salute, che stanno bene, che hanno dei comportamenti corretti, quindi non mettono a rischio chi poi riceve il sangue e era giusto trovare un momento per ringraziarli. Non dimentichiamoci che in Italia, non tutti i paesi la donazione è gratuita, in Italia la donazione del sangue e del plasma sono completamente gratuite. Questo va a rinforzare il gesto che viene fatto, va a rinforzare la qualità del sangue e del plasma donato e va a garantire agli ammalati delle cure che siano efficaci e anche con meno rischi possibili. Ecco, fra l'altro, Presidente, prima di iniziare stavamo proprio parlando di questo, un fatto gravissimo come quello avvenuto a San Stino, dove insomma l'abbiamo visto il gestenne che uccide la zia, e però grazie alla donazione una donna che era stata accoltellata è stata salvata. Sì, di recente penso che gli telespettatori se lo ricordino, un'insegnante è stata accoltellata in una scuola in provincia di Bergamo da uno studente e per ringraziare i donatori ha rilasciato un videomessaggio all'Avis perché è stata salvata proprio in funzione del fatto che in elicottero con cui è stata soccorsa c'erano già delle sacche di sangue e l'hanno trasfusa subito. E nella sua narrazione, è un video che trovate anche online sul sito dell'Avis nazionale, nella sua narrazione dice: mi sono sentita resuscitare quando ho ricevuto il sangue, altrimenti se non avesse avuto quelle sacche in elicottero molto probabilmente non sarebbe qui a raccontare quello che le è successo. Ecco, questo dà il senso di quanto sia importante donare il sangue. Com'è la situazione delle donazioni qui nel Veneto? Siamo autosufficienti? Allora, in Veneto siamo autosufficienti da molti anni ormai per quanto riguarda il sangue, non lo siamo per il plasma. È importante puntare sul plasma perché dal plasma si ricavano adesso, oggi, tutta una serie di farmaci che sono definiti appunto plasma derivati e che sono salvavita non in senso stretto, nel senso noi siamo abituati a pensare alla sacca di sangue che serve nell'immediatezza della tragicità. Invece sta aumentando, ed è già da molti anni che è così, l'uso terapeutico del sangue e del plasma derivati. La popolazione invecchia,
aumentano le patologie croniche, aumentano anche negli ultimi anni aumenta la somministrazione di alcuni plasma derivati per patologie che in cui prima non venivano utilizzati. Penso alle immunoglobuline che oggi cominciano e sono già utilizzati per i pazienti oncologici, per le malattie autoimmuni, per i trapiantati, e sono terapie che continuano per tutta la vita, per cui è sempre più importante donare il plasma. Pensiamo che i plasma derivati, purtroppo, se non arrivano dalle donazioni gratuite dei donatori, vengono acquistati sul mercato, e questo fa spendere anche molti soldi alla sanità che potrebbero in questa fase storica essere risparmiati. Parliamo di decine di migliaia di euro, milioni, scusate, di euro. La sanità veneta spende ogni anno per comprare le sole immunoglobuline 10 milioni di euro. Potrebbero non essere spesi perché abbiamo i donatori in questa fase storica, abbiamo abbondanza di donatori, le strutture non riescono a farli donare perché c'è carenza di personale e ormai bisogna pensare di riorganizzare le strutture più che aspettare che arrivino i medici. Quindi, per capire, ci sono i donatori ma manca il personale. È un po' paradosso, certo. Questo. Sì, sembra strano perché abbiamo passato anni e anni a invitare le persone a diventare donatori, cosa che continuiamo a fare perché ricordiamoci, le generazioni scemano, quindi quelli che oggi la fascia più importante va dai 55 ai 65 anni come numero, e i diciottenni, la fascia 18-25 sono esattamente in proporzione la metà come numero di persone. È vero che le tecniche ospedaliere migliorano, consumano meno emoderivati, ma ci sono anche meno persone che donano, quindi abbiamo questo diciamo, compito importante da andare avanti. Infatti Avis impegna e investe molto nell'attività nelle scuole per creare proprio una comunità che sia propensa al dono. Quando noi andiamo nelle scuole non va il presidente dicendo c'è bisogno di sangue, andiamo e facciamo dei giochi di ruolo in cui facciamo capire che la solidarietà, quindi l'aiuto reciproco, è comunque un valore aggiunto che fa stare meglio tutti quanti. Quanti sono i donatori in questo momento nel Veneto? Allora, Avis, che ha circa il 70% dei donatori, conta 130.000 donatori di sangue e plasma. E le donazioni che abbiamo raccolto nel 2025 sono 194.000 circa, sangue e plasma, e diciamo, l'andamento dei donatori è bene o male stabile, perché dobbiamo considerare che gli ultra 65 anni poi non sono più attivi e quindi non escono, diciamo, solo dalla fase donazionale, ma comunque restano nella compagine associativa, soprattutto se hanno ruolo di dirigenti. Però i diciottenni sono numericamente meno, e quindi se statisticamente il 4% della popolazione diventa donatore, abbiamo un bacino da cui attingere che è molto Ecco, questo proprio le chiedevo. Quanti sono i giovani? Perché lei diceva la fascia più importante è dai 55. Sì. Tra i giovani c'è una fascia che magari... Allora, nella prima parte, quindi dai 18 ai 25, abbiamo per fortuna il genere femminile che è molto più attivo, perché le ragazze hanno la testa più sulle spalle rispetto ai maschi, e quindi in quella fascia adesso abbiamo il 50% di maschi e femmine. Numericamente sono circa un 15% di tutti i donatori.
Però questo ci lascia ben sperare, perché vuol dire che le azioni che facciamo nelle scuole, noi come attività partiamo dalle scuole dell'infanzia per creare la cultura del dono, ma anche per coinvolgere le famiglie dei donatori, dei bambini, e anche nelle scuole dell'infanzia abbiamo molti genitori che si avvicinano alla donazione perché sono in una fascia d'età tipo tra i 25 e i 30 anni, sono più sensibili perché hanno i bambini piccoli, e quindi facendo questo tipo di attività riusciamo a coinvolgere anche le famiglie e quindi diciamo, a tenere quel bacino di donatori che tanto utili sono alla sanità e alla collettività. Io ora ho la pubblicità, quindi dovremo ricollegarci ancora una volta con Sant'Agostino di Livenza per vedere se ci sono novità. Lo avete sentito, stanno cercando il corpo e l'arma del delitto che la ragazza avrebbe detto di aver gettato nel corso d'acqua assieme alla vittima. Sentiremo il nostro Christian Arboit con Edoardo Pari che si trovano sul posto. Noi ora diamo la pubblicità, poi torniamo subito qui in studio. Rieccoci nuovamente in studio con il presidente di Avis regionale del Veneto. Io le volevo chiedere anche questo, stavamo parlando di donazioni, parliamo del fatto che oggi è la giornata mondiale del donatore di sangue. Tante le iniziative fatte dall'Avis, abbiamo sentito anche quella insomma, di entrare nelle scuole per parlare del dono, della donazione. Ci sono altre iniziative che state mettendo in cantiere? Oggi in particolare da molti anni, cioè è da alcuni anni che tutte le Avis territoriali cioè localmente fanno delle iniziative proprio in occasione di questa giornata. Il mood è quello di prendere un monumento o la sede del municipio e di illuminarla di rosso, ma in alcune comunali hanno fatto anche delle piccole cerimonie simboliche commemorative. Poi Avis regionale ha in campo molte altre iniziative, oltre a quelle delle scuole. Stiamo collaborando con alcuni, anche a livello nazionale, con alcuni istituti di ricerca, perché ci dimentichiamo sempre che abbiamo comunque 130.000 persone che hanno una serie storica di dati sui valori del sangue, e per esempio durante l'estate, quando compare la famigerata West Nile virus, noi abbiamo i riscontri a livello sanitario perché sappiamo che ci sono gli ammalati in ospedale, ma la domanda è: nella popolazione normale che diffusione ha? Ecco, i donatori di sangue sono un indicatore, perché statisticamente quando vanno a donare e trovano una persona che non ha sintomatologie ma che poi riscontrano avere la West Nile, sono un ottimo riscontro per capire la diffusione di questi virus. E non dimentichiamoci che è comunque una banca dati di 130.000 persone che da anni hanno tutti i valori rilevati, quindi se si vogliono fare delle indagini epidemiologiche sono dati molto preziosi, cosa che finora non era stato, diciamo, visto sotto questo punto di vista. E l'Avis nazionale con importanti istituti di ricerca sta percorrendo queste strade. Poi con i giovani quest'estate a Jesolo il 5 e il 6 abbiamo delle attività per formare nuovi dirigenti del futuro, perché dobbiamo pensare anche al ricambio generazionale, e con alcune università stiamo facendo proprio un Avis Academy di formazione a livello proprio universitario per
formare Certo. i nuovi dirigenti. Quindi è un Avis a 360 gradi che non si occupa solo di promuovere la donazione. Non dimentichiamo che in Regione Veneto ci sono 3 Avis provinciali che fanno anche la raccolta del sangue, quindi Padova, Treviso e Venezia fanno anche a supporto delle strutture sanitarie la raccolta, e quindi siamo sul pezzo e non siamo la compagine associativa marginale che fa l'attività residuale, siamo proprio attori del sistema sanitario. Allora, io vedo già sul nostro schermo che è pronto Christian Arboit, Sastino di Livenza, lo avete sentito, lo abbiamo raccontato. Paris, ovviamente torneremo a parlare di questo terribile delitto nel corso dei nostri regionali a partire dall'edizione di Treviso. Noi siamo ormai al termine. Presidente, solo una domanda velocissima: se uno volesse donare, dove deve andare? Allora, chi vuole donare contatti o i centri trasfusionali con il numero di telefono, oppure contatti nel sito di Avis Regionale Veneto, c'è un link per diventare donatori e poi viene indirizzato all'Avis comunale più vicina di riferimento, e quindi è molto semplice. Adesso fra poco ci sarà anche sul sito di Avis Nazionale, quindi le cose saranno ancora più semplici. Grazie davvero Presidente, speriamo di averla qua ancora per parlare di donazioni, perché è fondamentale, lo avete sentito. Siamo al termine, intanto ringrazio il regista Alessandro Granziera che ci ha seguito fin qui, e siamo giunti al nuovo appuntamento con la rubrica Percorsi di vita e di fede, dove i protagonisti